Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata Onebu, dove abbiamo come ospite l'architetto Valeria Puzzu in collegamento da Barcellona. Ha proposto questa serata dedicata alle statue stele, quindi ai menhir nella loro, diciamo, versione istoriata o con dei simboli, insomma, impressi. Io ringrazio tutti gli amici di Facebook che seguono questa diretta, gli amici di Madrid, cioè il Circolo Icnusa di Madrid, con Gianni Garbati che ci segue sempre. Loro si riuniscono in un locale, guardano la diretta mentre, insomma, chiacchierano fra loro e sono appassionati di questa nostra isola, la Sardegna, che suppongo che ti manchi tanto. Saluto naturalmente tutti gli altri circoli che ci seguono mandiamo la sigla, così diamo il tempo agli ultimi di collegarsi. Ci vediamo fra 30 secondi. Bene, eccoci qua. Grazie per aver accettato l'invito, Valeria. Tu sei una specialista, una studiosa appassionatissima di archeologia della Sardegna. Hai scritto anche un libro molto interessante che è L'impero dei popoli del mare, in cui parli naturalmente dei sardi, che, insomma, delle avventure dei sardi nel Mediterraneo. Questi sardi belligeranti, insomma, che ne hanno combinato di cotte e di crude là nel vicino Oriente. Stasera però abbiamo scelto come argomento, su tua proposta, i menhir. Anzitutto dico ai nostri amici che ci ascoltano che tu sei un architetto, vivi a Barcellona, naturalmente da lì facciamo il collegamento, quindi speriamo che vada tutto bene con la connessione. Salutiamo tutti i nostri amici, sono già tutti quanti collegati, bene, questo mi fa estremamente piacere e iniziamo inquadrando le statue stele o statue steli, si possono chiamare in tutti e due i modi, diciamo. Diciamo subito che in Sardegna noi abbiamo i menhir, questi menhir che tra tutti quelli che io ho visto diciamo, durante le mie escursioni, ho trovato soltanto due tipologie. Sembrerà strano, ma alla fine sono menhir non scolpiti e menhir scolpiti, cioè menhir naturali che vengono semplicemente sollevati e sistemati in un determinato luogo, generalmente in luoghi abbastanza importanti, oppure possono esserci dei menhir come quelli che vedete alle mie spalle, che sono i menhir di Laconi, del museo delle statue menhir di Laconi, che sono dei menhir che hanno dei simboli impressi, generalmente simboli legati ai guerrieri, nel senso che hanno un pugnale diciamo, all'altezza della cintola, hanno anche altri simboli, però oggi noi parleremo proprio di questo personaggio, il guerriero, che viene rappresentato in molti menhir in giro per l'Europa occidentale e l'Europa centrale. Ecco, quindi abbiamo questa figura di menhir maschile, il guerriero, che si affaccia nella storia durante l'epoca dei metalli, quindi siamo intorno al 3000 a.C., si affaccia anche nella sua figura maschile. Ebbene, Valeria, allora, queste statue che tu hai studiato, raccontaci anzitutto perché ti sei appassionata a queste statue e poi descrivici un pochettino, insomma, la loro storia.
Allora, intanto dobbiamo dire che queste statue hanno un'evoluzione cronologica molto lunga. Magari parti con il PowerPoint, Sì, posso spiegare con le immagini, passa alla seconda. Ehm, allora, vediamo quindi che hanno una lunga evoluzione cronologica. Si parte dai menhir antropomorfi che vanno dal quinto al terzo millennio avanti Cristo. Quindi si tratta della fine del Neolitico e dell'età del rame del Neolitico. I menhir di questo periodo sono appunto menhir, cioè grandi pietre di forma più o meno cilindrica, con alcuni elementi scolpiti che denotano che questi menhir stanno rappresentando una persona umana, per questo vengono chiamati menhir antropomorfi. Successivamente si passa al periodo iniziale dell'età del bronzo, quindi il bronzo antico e bronzo medio, possiamo dire. In questo periodo parliamo di statue menhir. La differenza è che rispetto al periodo precedente vengono accentuati questi elementi scolpiti, per cui pur avendo una forma sempre abbastanza di menhir, però ha molti più elementi rappresentati. mm, In contemporanea con queste statue menhir nel periodo finale compaiono le stele diademate. Queste stele vengono chiamate diademate prima di tutto perché si tratta quasi sempre di personaggi con un copricapo o con un'acconciatura particolare che potrebbe essere un copricapo piumato oppure si pensava anticamente che fosse una corona metallica. Però questo, per questo motivo è stato usato il tema diademate, però questa teoria sta venendo abbandonata progressivamente e si pensa che sia più un copricapo piumato analogo a quello dei Filistei o del nostro Sardo Spatter. ok. Eh, Parliamo di passaggio dalle statue menhir alle stele, perché in questo periodo si passa da una rappresentazione a tutto tondo su tutte le facce della statua a una rappresentazione prevalentemente piana su una sola faccia. Ok, aspetta, Sì. quindi mi stai dicendo che mentre i menhir sono scolpiti soltanto sulla faccia anteriore, cioè quella a vista, quindi No, noi i dobbiamo menhir sono trovarci... scolpiti su tutte le facce, con Ah, ok, pochi elementi. ok. Successivamente nelle statue menhir sono scolpite sempre a tutto tondo con molti più elementi. Ecco, quindi le statue, diciamo, le statue menhir sono un po', diciamo, un prototipo poi dei guerrieri di Monteprama, cioè Sì, delle esatto. statue, ok, perfetto, ok, perché si possono guardare a 360 gradi, girando intorno si vedono dei simboli, insomma, Sì. perfetto, va bene. Successivamente, la fascia in basso, quella gialla, ci sono le stele del sud-est o stelle tartessie, che appartengono al periodo del bronzo finale e dell'inizio dell'età del ferro, subito prima dell'arrivo della colonizzazione fenicia. Perfetto. Eh, In queste stele abbiamo il passaggio definitivo dal tutto tondo all'elemento piatto, cioè alla rappresentazione su una lastra. La figura umana rappresentata perde progressivamente importanza. Vediamo che i corpi di questi guerrieri vengono rappresentati in un modo filiforme Mm, e assume invece sempre più importanza tutto il corredo di quello che portano i guerrieri, che sono le armi, il carro, i cavalli. E,
E quindi abbiamo questa figura che diventa sempre più anonima insieme con un campionario di oggetti. Ok, che dovrebbero essere degli oggetti simbolici per la comunità che ha scolpito quel guerriero. Quindi io suppongo che questi elementi cambino da zona a zona. No, No, ok, sono sempre allora gli stessi. intanto prima di tutto queste steli sono dell'ultimo periodo, sono in una zona abbastanza ristretta, Mm, che è praticamente il sud del Portogallo, Estremadura e Andalusia. mm. Quindi al Ehm, sud, diciamo, ok. sì, il sud, infatti si chiamano stele del sud-est. Ok, Eh, ehm, e c'è una sostanziale analogia formale. Poi ho messo vari esempi sia del bacino del Guadiana che quello del Guadalquivir e vedrete che più o meno lo stile di queste ultime stele è abbastanza simile. ascolta, di questa prima slide non vogliamo dire Lo- niente. Vabbè, l'avevo messa più per titolo, Ah, ok, per spiegare che avremmo parlato di queste steli, ma soprattutto in funzione di quello che queste steli ci danno di indicazioni sui contatti di queste popolazioni con la Sardegna. perfetto. Al- Quindi parleremo di... Ok, sì. allora andiamo avanti. Andiamo avanti e allora un elemento molto importante a proposito di queste stelle è la loro localizzazione geografica. Vediamo che quello che hanno in comune anche in tutti i periodi è che si trovano vicino alle zone minerarie e alle vie di comunicazione. In particolare si trovano sulle strade che portano alle miniere. Quindi a seconda del periodo si tratta di miniere differenti, perché nel finale del Neolitico e Neolitico sono le miniere di oro e rame. Parliamo già del Neolitico perché nel Neolitico di fatto venivano usati alcuni metalli, ma si trattava di metalli che si trovavano a livello come in forma di pepite. Ok. E quindi si trovavano sempre in queste zone minerarie, solo che non venivano scavati, venivano trovate occasionalmente. E poi con l'età del rame invece si inizia lo sfruttamento Sistematico. sistematico. Sì. Ascolta, Valeria, visto che stiamo parlando di metalli, direi che la penisola iberica, cioè quindi gli attuali Spagna e Portogallo, sono delle zone in cui i metalli sono presenti in grande Sì, abbondanza, ci sono dei io infatti giacimenti. ho inserito le mappe della presenza di questi metalli. Ora si vedono poco le scritte. Comunque, il primo disegno in alto sarebbero la posizione dei menhir antropomorfi. Sì, Le altre due rappresentazioni in alto sono la posizione delle miniere di rame nell'immagine centrale e di quelle d'oro nell'immagine di destra. Eh, perfetto. Invece, nella parte inferiore dell'immagine abbiamo la posizione delle miniere di stagno nelle immagini a destra e quindi di tutte le stele dei due periodi seguenti, del bronzo iniziale e del bronzo finale ferro, che si trovano, come vedete, quasi nella quasi totalità lungo una direttrice, che è quella che unisce tutte le miniere di stagno della penisola iberica. Ascolta, ti faccio una domanda, Sì, Valeria. So che diciamo, le zone iberiche sono molto, molto ricche d'acqua, di valli fluviali e di fiumi. sì. Mi puoi confermare che avvenissero dei trasporti fluviali per questi minerali? Insomma, come arrivavano nelle coste per poi essere imbarcati ed essere trasportati, insomma, all'interno del Mediterraneo? Beh, le navi sarde, farò vedere più avanti delle immagini, erano navi perfette per il commercio fluviale,
perché essendo a fondo piatto potevano risalire il fiume per un tratto maggiore rispetto alle successive navi fenicie o romane. Perfetto, Eh, perfetto. Allora allora andiamo passo alla avanti. seguente, così Sì, non iniziamo con... anticipiamo gli argomenti. Ok. Quindi i menhir antropomorfi che si trovano un po' in tutta la geografia della Spagna, a differenza delle statue successive che si troveranno solo nella direttrice di cui abbiamo parlato. Quindi ho messo vari esempi di localizzazioni diverse. Per esempio, Mollet del Vallès e Canovelles sono in Catalogna, nella parte nord-occidentale della Spagna. Qui abbiamo il menhir di Mollet del Vallès, che è uno dei più alti i menhir antropomorfi d'Europa, in cui notiamo l'elemento della T di sopracciglia e naso, che si ritrova identico nei menhir di Laconi che ho indicato al lato, quindi lo stesso elemento di T. E poi invece ho inserito l'immagine della statua di Canovelles, che è una statua danneggiata purtroppo, manca proprio la parte della faccia, però nella parte superiore della testa ci sono una serie di coppelle che secondo gli studiosi indicherebbero un primo esempio di copricapo piumato. E quindi è molto interessante vedere che già da questo periodo, quindi dal IV millennio avanti Cristo, ci sono rappresentazioni con questo copricapo piumato. Passa. Vi chiederete se ci sono prove di contatti con la Sardegna già da periodi così antichi. Sì, ci sono queste prove. Proprio in Catalogna sono state trovate ufficialmente 6 ossidiane provenienti dal Monte Arci. Era stato fatto a suo tempo un articolo che ha avuto un discreto successo. Però visitando i musei dove sono appunto esposte queste ossidiane, in realtà attualmente siamo a quota 9 perché ne sono state trovate altre. Per esempio a Tintore a Gava sono state trovate altre 2, eccetera. Passa. Aspetta. Ok. Allora, ora passiamo invece al sud della Spagna, all'Andalusia. Qui ho preso in esame 2 corridoi dolmenici che sono del terzo o quarto millennio a.C., però gli studiosi pensano che si tratti di un riutilizzo di menhir di un anteriore circolo di pietre. Per cui, per esempio, nel caso di Alberite, in realtà i menhir dovrebbero essere del V millennio a.C. Vediamo che nel dolmen de sotto, l'immagine superiore, nella terza pietra notiamo il tema del doppio pugnale, esattamente identico a quello del Museo di Laconi. Ora non so se nell'immagine si vede bene perché è un po' piccolino. Sì, sì, quello del menhir, vabbè, si vede Sì, la abbastanza terza bene, sì. pietra dell'immagine superiore. E Sì. invece nel dolmen di Alberite abbiamo i menhir femminili, che prima mi chiedevi se c'erano immagini femminili. Sì, Sì. ecco, la mia domanda era questa. Queste statue menhir, questi menhir, sono maschili o ci sono anche menhir femminili? E tu mi hai già accennato, insomma, che esistono anche i menhir femminili, li riconosciamo, presumo, dalle mammelle, no? Sì, Ok. esatto. Quindi in questi menhir vediamo il tema della TID della Del faccia sopracciglia? e le mammelle. Le mammelle sono presenti oltre che nel menhir di Laconi che avevo fatto vedere prima perché c'era un maschile e un femminile nell'immagine anteriore, anche nei menhir di Tamuli di cui ho messo l'immagine. Quindi è un tema comune. Passa.
Quindi a partire dalla fine del quarto millennio avanti Cristo inizia l'età del rame, ci sono le prime culture, le prime grandi culture spagnole che sono culture minerarie, cioè nascono nei punti di sfruttamento del rame. La principale è la cultura de los Millares, dove vediamo elementi che ritroviamo anche in Sardegna come l'uso della tolos. Tra l'altro non si tratta solo del fatto di usare la tolos, ma anche per esempio in questa immagine possiamo notare nell'anticamera di questo elemento funerario c'è una stanzetta che fa d'anticamera dove troviamo un focolare a circoli concentrici, esattamente come nelle Domus de Janassarde. Nella cultura dello Millares troviamo i primi elementi esogeni, cioè prodotti che non provengono dalla penisola iberica, ma sono stati portati tramite commercio. E chi li portava? Un'immagine di questi commercianti ci viene appunto da un coccio dello Millares dove viene rappresentata una nave con un doppio ordine di remi, una nave grande e protomeditoro. Che è questa immagine che Sì, vediamo sulla sì, destra, giusto? esatto, sì. Mi chiedono qua se posso zoomare sulle immagini. No, non posso zoomare sulle immagini. Accontentatevi di quello che vediamo, poi magari ve lo riguardate con calma con una lente. Vai, vai. Passa allora. Andiamo avanti, sì. Già è abbastanza Dopo, difficile riuscire a coordinare tutto perché non abbiamo una cabina di regia. Qui siamo self-made e quindi se mi metto a zoomare poi salta tutto quanto. Andiamo avanti così. dopo lo Millares abbiamo la cultura della El Algar. L'assonanza con Alghero deriva dal fatto che in entrambi i casi si tratta di posti con molte alghe e quindi Ok. il nome. Per dare un'idea, se non se non sbaglio, questa cultura è tipica della zona di Valencia? No, No? più al sud Però dell'Andalusia. dico comunque della costa che si affaccia sul mare Sardo, Sì, giusto? No. costa mediterranea Ok, del ok, sud della Spagna. va bene. Eh, In questa cultura compaiono le spade argariche. Mm, E queste spade sono sostanzialmente analoghe a quelle sarde e Santirosci. Si tratta di spade in rame arsenicato, di forma triangolare, quindi sono le spade che vengono rappresentate nei guerrieri dei popoli del mare di Medine Tabu sì. e presentano la particolarità di una serie di rivetti nella parte superiore per l'immanicamento della spada che sono analoghi fra Spagna e E Sardegna. Sardegna. Ascolta Valeria, qui volevo, così prendi fiato, qui Sì. volevo dare due informazioni. Allora, anzitutto queste spade che vedete sulla destra, le celebri spade Santirogi, Decimo Puzzu, sono Sono state le trovate... ultime tre, invece Sì, quella al centro è quella di Peñalosa, che è spagnola. sì. Se volete andare a vederle le trovate al Museo Archeologico di Cagliari. Fanno parte di alcune spade che sono state trovate dal professor Ugas, insomma, in questa tomba dei guerrieri, sono state datate al 1650 a.C. Ok, andiamo Sì, avanti. esattamente, il professor Ugas ha fatto un commento molto interessante su queste spade perché c'è una disputa fra Spagna e Sardegna su chi è stato a inventare queste spade e portarle all'altra cultura. E il professor Ugas dice che mentre in Spagna non ci sono antecedenti a queste spade, compaiono dal nulla, invece in Spagna e in Sardegna ci sono dei I pugnali. precedenti Ci pugnali sono i in pugnali rame, che sono uguali, sì, i sì, pugnali più Montenclaro piccoli sono quando. identici. Sì. Sì, sì. Per cui l'origine di queste spade dovrebbe essere sardo e sarebbero stati i sardi a portarle nella penisola iberica. Ti E, dirò di più, questi pugnaletti sono stati trovati anche nel Midi francese lungo la valle del sì. Rodano e sono pugnali sardi, quindi io non ho alcun dubbio. Poi se anche il professor Ugas ha aggiunto
che non ha dubbi neanche lui, siamo tutti felici e contenti. Significa che sono sarde. Allora, Andiamo. anche in questa zona, quindi stiamo parlando del sud di Andalusia, ci sono rappresentazioni delle navi che portavano questi elementi culturali, armi, eccetera. E anche in questo caso si tratta di navi con protomeditoro con l'albero che termina ad anello, con un anello sommitale a cui viene appeso il boma, cioè l'albero, quello orizzontale a cui si appende la vela. Quindi questo elemento dell'albero terminante ad anello è un elemento tipico delle navi sarde. Eh, Un'ultima cosa a proposito di questi pugnali e spade argariche, vediamo che nelle varie statue steli di questo periodo leggermente successive ci sono varie rappresentazioni di questo tipo di pugnali e spade. La più chiara è Pegnatù, quello più lungo di questo piccolo riquadro che ho messo sotto, in cui si vedono chiaramente il semicerchio dei rivetti e dell'immanicamento, che è chiaramente insomma una di queste spade. E questo è stato trovato nella parte centro-settentrionale della Spagna, in una zona dove di queste spade non ne sono state trovate, però evidentemente circolavano perché sono rappresentate nelle statue steli e nei bassorilievi. Ok. Passa alla seguente. Ah, ecco le qua le barche. Sì, le barche. Quindi l'immagine precedente era di una barca del sud della Spagna in Andalusia. Qua invece torniamo al nord, però dall'altro lato, la parte nord-occidentale in Galizia. Qui abbiamo diverse rappresentazioni di navi su petroglifi che hanno moltissimi elementi di navi sarde. Allora, a parte la proto-meditoro che ormai conosciamo bene, tutte queste navi hanno l'albero terminante ad anello, più o meno ben rappresentato, perché nel caso di Pedornés, per esempio, era una roccia durissima ed è difficile fare un anello circolare su questo tipo di materiale. Quindi albero terminante ad anello e che poggia a ponte sulle fiancate laterali della nave e lo vediamo soprattutto nell'ultima immagine all'axe scritta di Carnota e anche un pochino nella barca di Pedornés si nota un accenno di ponte alla base dell'albero. Quindi quella in alto a In quella in alto sinistra. a sinistra. Ok. Poi nelle due immagini di sinistra troviamo anche un altro elemento che è assolutamente tipico delle navi sarde, lo stabilizzatore laterale. Allora, le navi sarde, essendo navi fatte anche per la navigazione fluviale a fondo piatto, non potevano avere una deriva centrale per stabilizzare la nave durante la navigazione marittima, in quanto questa deriva avrebbe tolto pescaggio nella navigazione fluviale. Per cui si sostituisce con stabilizzatori che invece di andare verso il fondo vanno verso i laterali della nave e quindi Sì, si colgo può risalire. l'occasione, Sì. colgo l'occasione, Valeria, per dire che venerdì prossimo ci sarà una serata di archeologia sperimentale nella quale interverrà Gerolamo Egiana, che ha preparato appunto questi scaffi Con gli con le due alette stabilizzatori laterali e stabilizzatrici, quindi li li ha messi vedremo. in acqua, insomma, li ha realizzati e ha fatto notare che diciamo che il rollio di queste imbarcazioni veniva immediatamente bloccato da queste ali stabilizzatrici. Quindi chi ne vuole sapere di più si collega venerdì prossimo e l'avremo come ospite qui. E poi volevo farvi notare sull'ultima immagine di Carnota che si tratta di una nave enorme, una nave con 3 alberi. Di fatto in questo roccione di Carnota viene rappresentata una flottiglia di 5 navi e tutte sono o con 2 o con 3 alberi.
quindi sono navi grandi fatte per la navigazione oceanica. Non si tratta, come suggerivano alcuni, sì, magari navigavano però con canoe. No, non sono canoe, sono 3 alberi, sono lo stesso dimensione delle caravelle di Colombo, per Colombo, ecco, intenderci. dobbiamo abituarci al fatto che si navigava in epoche molto più antiche di quelle che noi A cui pensiamo normalmente generalmente, perché io la volta scorsa ho fatto una serata sulla navigazione antica, ho fatto vedere della cultura Ubaid, quindi parlo del sì, 5200 a.C., ho fatto vedere un pezzettino di ceramica con 2 alberi. con 2 alberi, una nave con 2 alberi del 5200 a.C., quindi parliamo Sì. di navigazione d'altura, insomma, in epoche assai lontane. Sì, Andiamo anche in avanti. Sardegna Sì. è presente una nave con 2 alberi rappresentata in una Domus de Janas. Sì, Al- è vero, è vero. Allora, Allora, passiamo al periodo successivo. Inizia l'età del bronzo. Queste statue steli le troviamo soprattutto nei percorsi che univano le miniere di stagno. Uh, questo percorso è un percorso che attualmente si chiama Via della Plata, ma perché deriva da un nome arabo che non ha niente a che vedere con l'argento, ma in epoca romana era conosciuto come Via Erculea, quindi legata a Ercole. E di fatto ci sono moltissimi elementi che richiamano Ercole lungo questo percorso, in quanto parte da Gibilterra, quindi la sede delle colonne d'Ercole, poi passa per Cadice, l'antica Gadeira, dove ci dicono gli antichi che c'era un tempio di Melkart, l'Ercole fenicio. Successivamente per Siviglia, dove c'è ancora oggi il quartiere della Macarena. Macaria era il nome della figlia di Ercole, a cui era dedicato appunto questo quartiere. E poi lungo il percorso troviamo anche vari altri toponimi, tipo Olivar de Melcon, che viene da Melcart, Massao, Maceira, Massignas, Puente de Maceira, che sono tutti legati a questa figura dei Macaria, e finiva il percorso nella torre di Ercole a Corugna. Quindi abbiamo visto precedentemente che c'erano le navi rappresentate nel sud dell'Andalusia e in Galizia. E invece lungo il percorso abbiamo rappresentazioni di carri, per cui probabilmente quello che facevano lungo questo percorso era sbarcare i commercianti in uno degli estremi. Questi facevano tutto il percorso fermandosi nelle varie miniere e scambiando lo stagno che scavavano i locali per prodotti che gli portavano questi commercianti, e poi arrivati alla fine del percorso rimbarcavano sulle navi e tornavano in patria. ti fermo un attimo, Valeria. Allora, io ricordo quando seguì il corso di archeologia finicio-punica, ho fatto un corso abbastanza intenso di queste materie, diversi corsi all'università. Ricordo che quando si parla di fenici che vanno nel Mediterraneo occidentale, trovano una organizzazione Commerciale economica già già stabilita. bella, esatto, bella pronta, nel senso che Sì. erano già efficienti, anche perché lungo i fiumi c'erano tantissimi approdi e c'erano già degli scambi tra risorse agricole. La Spagna ancora oggi è un grandissimo produttore di derrate alimentari legate all'agricoltura, ma il mondo minerario e il mondo agricolo erano già perfettamente integrati, e quindi questi fenici sono arrivati lì e hanno stabilito dei rapporti con i locali a pari livello, cioè questi locali non erano degli indigeni che rimanevano lì ad Sì. aspettare i fenici, hanno trovato un'organizzazione solida che funzionava a meraviglia. Beh, in Spagna ci sono tra i più importanti depositi sia di oro che di bronzo d'Europa. Quindi
insomma, questa gente aveva qualcuno che insomma, gli ha insegnato a fondere, a scolpire, che oltretutto usavano tecniche di oreficeria all'avanguardia, cioè appena qualcuno scopriva una tecnica nell'Europa orientale, immediatamente arrivava lì. Per cui Certo. contatti c'erano. Le rappresentazioni delle navi sono del terzo o quarto millennio avanti Cristo, quelle che abbiamo visto. Per cui queste navi arrivavano ben prima dei Fenici. Allora, Certo. ora passiamo all'estate di questo secondo periodo, età del bronzo. Vi faccio notare brevemente i colori. Abbiamo cambiato dall'azzurro al marron. I colori indicano il periodo. L'azzurro è l'età del rame, il marron inizia età del bronzo, il giallo età del bronzo finale ferro. Così in base al colore che vedete sapete già di che periodo stiamo parlando. Ora iniziamo a parlare più in dettaglio dei rapporti con la Sardegna, in quanto queste statue hanno elementi tipici dei guerrieri sardi. Per esempio questa placca rettangolare che vediamo nei guerrieri di Monteprama, negli arcieri di Monteprama, che era una protezione appunto tipica degli arcieri. E la ritroviamo nella statua di destra di Villar dell'Ala, che è una delle primissime statue nel passaggio fra l'età del rame e l'età del bronzo. Bussa, che è dell'età del bronzo iniziale, invece Cordijo della Reina, che è già una stele tartessia dell'ultimo periodo. Quindi in tutti i periodi abbiamo questo elemento che viene riproposto. Passa. Aspetta. Vai. Una variante di questa placca rettangolare aveva anche un elemento superiore che forse era a protezione del cuore, e anche qui lo troviamo rappresentato tanto nel bronzetto quanto in queste due statue portoghesi, San Martino e Faioes. Faioes è una statua armata perché ha la protezione degli arcieri e ha un pugnale, però dalla conformazione della statua ai fianchi sa un po' di femminile, quindi potrebbe essere anche una statua femminile armata. Passa. Quindi abbiamo, aspetta, prima di passare, questa è interessantissimo. Quindi abbiamo le guerriere, non abbiamo soltanto guerrieri. Sì. In effetti la silhouette, insomma, di questa statua mi fa pensare proprio a una femminuccia cattivissima, qui proprio armata fino ai denti. Va bene, buona Gli sapersi. arcieri avevano anche la faretra, nei bronzetti sardi alla faretra venivano agganciati altri elementi. Vediamo che tanto nell'arciere di Sant'Antioco, il bronzetto sardo, quanto nella stele di Longroival sulla destra, alla faretra è agganciata una alabarda. Passa. Aspetta, ci sono delle domande, siccome non possiamo rispondere in diretta perché altrimenti perdiamo il filo, continuate a fare pure le domande. Per E esempio, Or poi mi me chiede le... di quale epoca è FiOS. Ad alcuni commenti, Bronzo iniziale sono tra il 1800 e il 1400 a.C. quindi bronzo antico, ad Bronzo alcune iniziale. domande risponderemo direttamente al termine della trasmissione perché così non perdiamo il filo e andiamo a, diciamo, rispondere nei commenti. Quindi fate pure i Sì. commenti con le domande. Ok. Poi sempre gli arcieri avevano un elemento di corazza, però siccome l'arciere è un tipo di guerriero che deve lanciare la freccia e poi spostarsi rapidamente, non può essere appesantito da scudi pesanti che quindi venivano sostituiti da questa placca rettangolare o da una corazza metallica. E avevano queste corazze leggere che si vedono sempre nell'arciere di Sant'Antioco da questa rigatura nella manica, nella parte superiore della spalla.
Questo elemento di rigatura lo troviamo rappresentato in innumerevoli statue e steli del bronzo antico. Quindi ho messo alcuni esempi: Ataudes, Nave, Tremendal de Tormes, e quindi in tutti notiamo questo elemento della rigatura che doveva essere la corazza degli arcieri. Passa. Sì. Un altro tipo di corazza invece era la corazza dei guerrieri armati di spada e scudo, quindi che combattevano il corpo a corpo. Questa doveva essere una corazza più importante perché doveva proteggere dai colpi di spada, quindi doveva essere una corazza con parti metalliche e più pesante. Questa corazza la troviamo rappresentata nei bassorilievi egiziani di Medinet Habu ed è caratterizzata da due elementi circolari nella parte superiore del torace, poi una spina a pesce nell'addome che termina in una losanga all'altezza dell'ombelico. Aspetta un attimo, c'è Franco Scano che chiede: esistono bronzetti in Spagna? Sì, Franco, esistono bronzetti, ti dirò di più. Da poco sono stato in un museo a Valencia, un museo archeologico di Valencia, dove un intero piano del museo è dedicato a un bronzetto che ha un elmo con la cresta che sta a cavallo, e quindi ci sono i bronzetti anche in Spagna, certamente. Ci sono un po' in tutte le civiltà, però in Spagna li abbiamo molto, molto carini e sono sempre guerrieri comunque. Fino a poco tempo fa si pensava che l'unico esempio di questo tipo di guerriero in Occidente fossero le famose statue menhir di Filitosa in Corsica. Invece anche in Spagna abbiamo i guerrieri Chardin. Abbiamo sia a Cabezo de Mina, che sono le 4 statuettine in alto a destra e le 3 in basso a sinistra, sono tutte di Cabezo da Mina, e in tutte notiamo appunto questo elemento del semicircolo toracico, poi agganciato dietro la schiena con questo elemento ad incrocio. Invece mi dispiace che si vede poco. È molto più interessante l'immagine in basso a destra di Ciao Redondo, Si nota, perché è una molto più sorta di chevron dettagliata. in Abbiamo cuoio. Sì. sia appunto questo elemento stondato superiore, sia la spina pesce del torace e addome, e sia la losanga dell'ombelico. Per cui è la corazza completa dei guerrieri di Medinet Habu. Oltretutto, questo è un corridoio dolmenico, quindi siamo nella prima fase nell'età del rame, e quindi non si può interpretare con l'ipotesi che molti dicono che gli Chardin, dopo essere stati espulsi dall'Egitto, vanno in Sardegna, vanno in Occidente. No, qua siamo un millennio prima dell'invasione dell'Egitto ed erano già in Occidente. Passa. Perfetto. Molto, molto interessante questa notizia che ci hai appena dato. Bene, andiamo avanti. Altri menhir femminili, quindi menhir femminili, le statue menhir femminili sono caratterizzate, anche i bronzetti, da queste collane multiple che dovevano essere un simbolo di status di personaggi importanti, probabilmente sacerdotesse. In Spagna abbiamo varie rappresentazioni di questi menhir. Tra l'altro sono state anche trovate varie di queste collane multiple in oro, per cui se vi interessa posso pubblicare un post e farle vedere. Eh Passa. sì, sicuramente sì. Poi lo pubblichiamo anche sul nostro blog. A proposito, il nostro blog, ho visto il blog Onebu, quello diciamo il Sì. quotidiano online, abbiamo praticamente raggiunto i 4 milioni di visualizzazioni. È un qualcosa di clamoroso, quindi mi riempie di orgoglio questo. Quando l'ho aperto pensavo che non rispondesse nessuno, invece 4 milioni di visite, mamma mia. Va bene, andiamo avanti. Allora, altro elemento, il Sardus Pater, cioè il personaggio con questo copricapo piumato,
che troviamo rappresentato lungo tutta la via Erculia, sia nella parte superiore, cioè nord della Galizia, dove troviamo questi escutiformi. Il nome deriva dal fatto che avevano la faccia a forma di scudo, quindi questi personaggi erano guerrieri, chiaramente, perché poi nelle pietre in cui sono rappresentati insieme ad armi. Oltretutto queste armi hanno permesso di datare il petroglifo. Anche in questo caso, per esempio, Castrigno del Concio è datato al 1800 a.C. Siamo circa 500 anni prima almeno dei Filistei, dei Peleset in In Egitto. Occidente, sì. Ah, in Egitto Quindi addirittura. anche la teoria che i Peleset sono di origine orientale, perché le rappresentazioni più antiche dei Peleset sarebbero quelle egiziane, cade, perché abbiamo Peleset in Occidente dal 1800 a.C. Passa alla seguente, che vediamo invece quelle del sud della via Erculia. E qui si passa alle stele diademate. Quel passaggio che abbiamo detto, dalla statua a tutto tondo, come può essere un po' l'immagine centrale di queste tre, alle stele diademate, che sono più le immagini sulla destra, dove prevale una faccia della stele, fino ad arrivare alle steli tartessi, l'immagine sulla sinistra, dove oltretutto perde importanza la figura umana, che diventa una figura filiforme. Stilizzata, sì. L'immagine, Come, sì, sì, come gli oranti che sì. abbiamo a Oniferi. Mm. L'immagine sulla sinistra è particolarmente importante perché vengono rappresentati a fianco un personaggio con un elmo cornuto, armato di spada e scudo tondo, insieme con un personaggio con copricapo piumato. Quindi i due bronzetti tipici della Sardegna, il guerriero e il sardospater, insieme. Nello stesso manufatto, sì. Uno studioso spagnolo, San Juan, ipotizza che questa stele rappresenti i gemelli divini. I gemelli divini ne parlerò se resta tempo, perché vedo che stiamo correndo. Abbiamo ancora 10 minuti circa. Eh, Vabbè, andiamo avanti, dai. Allora, i gemelli divini, il più famoso di questi gemelli è Ercole, per cui avere una rappresentazione dei gemelli divini in cui uno di questi gemelli porta il copricapo del figlio di Ercole è abbastanza indicativa del fatto che appunto si tratti di questo mito. Passa alla seguente. Allora, qua vi ho messo una casistica di steli diademate, in modo che vediate che ce ne sono un po' di tutte le salse. Quelle sulla sinistra sono quelle più antiche, quelle sulla destra sono quelle già passando verso le steli tartessie con figure filiformi. Saltiamo perché non ci resta tempo. E passiamo all'ultimo periodo, il bronzo finale, inizio dell'età del ferro. Abbiamo le stele di Guerriero, stele tartessie, stele del sud-ovest, hanno vari nomi. Quindi in queste steli abbiamo detto perde importanza la figura del corpo, assumono importanza gli oggetti rappresentati. Vi ho messo questa immagine perché ci sono alcune fotografie, perché la maggior parte di queste stele sono conosciute solo per disegno, invece volevo che vedesse anche qualche foto. Passa alla seguente. Possiamo fare una cosa, visto che mi hai mandato il PowerPoint, appena ho un attimo di tempo cercherò di mettere qualcuna di queste immagini nei commenti della serata, in modo che possano essere ingrandite per vederle un pochettino più nel dettaglio. Le metto io, così metto direttamente la foto originale, così Molto bene. può essere ingrandita di più. Grazie, grazie, anche perché io
il tempo ce lo sempre Sì. tirando contro. Capito, Orni? Sì. Allora, Vai. qua in questa, nell'immagine seguente, ho messo un campionario di queste steli. Qua ci sono quelle della Conca del Guadalquivir, nell'altra ci sono quelle della Conca del Guadiana, poi ci sono anche alcune altre che non ho inserito che sono della Conca del Tago. Quello che vorrei spiegare è questo: come sono state datate queste steli, perché quasi tutte sono state trovate ritrovamenti antichi del secolo scorso, 50 anni fa. Non veniva fatta il carbonio 14, non veniva studiato la stratigrafia del posto della localizzazione, e quindi come sappiamo di che periodo sono? Lo sappiamo in base ai dettagli delle spade. Allora, le spade hanno un'evoluzione temporale e ognuna ha dettagli particolari del manico, dell'attaccatura del manico con la spada, la forma della spada che può essere pistiliforme, per cui sono datati in questi 5 periodi che vanno dal 1400 all'850 a.C. E in base appunto a queste spade sappiamo di che periodo è la stele. E passa alla Perfetto. seguente. Perfetto. Questo è un argomento che facciamo spesso a lezione. Agli allievi cerchiamo di far vedere delle immagini con l'evoluzione tecnologica dei manufatti. E appunto, grazie a questa evoluzione riusciamo a stabilire cronologicamente ogni singolo pezzo con una precisione notevole, insomma. Allora, poi ho fatto anche un elenco, insomma, delle cose che vengono rappresentate. Quindi, a parte questo personaggio umano che viene rappresentato con tutto un corredo di armi, quindi l'elmo cornuto, il più tipico, poi le spade, gli scudi rotondi, le lance, elmi, archi, pugnali anche. Poi ci sono innumerevoli rappresentazioni di carri, quindi vi faccio presente che queste stele sono datate alcune al 1400 a.C., quindi contraddicono l'ipotesi iniziale che era stata fatta che i carri fossero carri fenici, che il carro fosse stato introdotto in Spagna dai Fenici. Tra l'altro a Catoira, in Galizia, è stato trovato un carro del 1800 a.C., quindi i Fenici non hanno introdotto il carro in Spagna. Oltre le armi e i carri abbiamo anche elementi del commercio, quindi sia i pesi, queste unità ponderali, che sono rappresentate come una serie di puntini. Lo troviamo per esempio nella seconda immagine in alto a sinistra, oppure c'è un lingotto oxide nella terzultima immagine. A partire da destra, contate 3, c'è un guerriero con un bellissimo copricapo cornuto e al lato c'è rappresentato un lingotto oxide. E poi c'erano tutta una serie di oggetti destinati al commercio, beni di lusso per la cura personale del corpo, per lo svago, e quindi abbiamo tutta una serie di specchi, rasoi, pinzette per depilarsi, alcuni strumenti musicali tipo cetre. Allora, chi rappresentavano queste statue? Perché una domanda che è stata fatta era queste statue perché venivano fatte e cosa rappresentavano. Secondo gli studiosi ci sono due ipotesi principali. Una che fossero antenati mitologici delle elite locali, però se erano no, resta Sì, alla sì, feccia. no, scusa, mi è sfuggita proprio, volevo rispondere a un Sì. commento. Vai. Se erano antenati mitologici non si capisce perché si facessero rappresentare con gli oggetti all'ultima moda.
E invece un'altra immagine era che fossero rappresentazioni dei principi, dei capi delle elite locali. Però se erano questi capi, non vedo perché si ribassassero a farsi rappresentare mercanteggiando con i pesi del commercio. Quindi la mia ipotesi invece è che non rappresentassero i capi, ma che rappresentassero i commercianti che gli portavano questi oggetti rappresentati. Oltretutto questi oggetti vengono rappresentati come un vero e proprio campionario, per cui secondo me erano proprio la rappresentazione del mercante con tutto quello che portava. Che poi la figura del mercante comunque bisogna sollevarla un attimino, perché molte volte si pensa al mercante come un personaggio di secondo ordine. In realtà i mercanti che arrivavano ma in tutte le epoche questo è successo. Il mercante di Venezia, ad esempio. I mercanti sono quasi una casta, cioè il mercante è in grado di acquistare dei beni in una zona dove li paga di meno per rivenderli in una zona dove guadagna molto, quindi deve intessere dei rapporti sociali con questi personaggi, avere disponibilità di magazzini, conoscere la lingua dei locali, insomma, i traffici sono, diciamo, la molla che spinge l'evoluzione molto spesso. Allora, passiamo alla Ai seconda gemelli? parte, c'è rimasto pochissimo tempo. Allora, Dai, facciamo salto 10 la minuti da grande. adesso, dai, i gemelli divini. Allora, salterò la maggior parte. I gemelli divini è una figura mitologica che si trova nella maggior parte delle mitologie mondiali e si tratta di due gemelli diversi, figli di una stessa madre umana e di due padri diversi, uno umano e uno divino. L'esempio Romolo e Remo. Passa alla seguente, saltiamo perché non resta tempo delle cose importanti. Allora, in Grecia abbiamo una proliferazione di gemelli divini. In tutte le altre culture ne abbiamo una coppia, in Grecia ne abbiamo un'infinità. Perché? Perché quando è stata risistematizzata tutta la cultura mitologica delle varie città-stato, si è ritrovato lo stesso mito nella versione micenea, la versione di Argo, la versione di Tirinto, e alcune volte era abbastanza simile, per cui i due miti venivano fusi in uno solo. Altre volte c'erano elementi differenti, per cui si scindeva in due miti diversi, che sono rimasti tutti e due, per quanto poi ci fossero elementi comuni. Quindi, allora, ora credo che salterò la maggior parte di queste storie di gemelli divini greci per concentrarmi sui più famosi di questi gemelli divini, che sono Ercole e Ificle, figli di Zeus, che si sarebbe accoppiato con Alcmena, moglie di Anfitrione. Quindi sarebbero nati questi due gemelli, Ificle, figlio di Anfitrione, e Eracle, figlio di Zeus. Allora, come ci sono un'infinità di gemelli divini, c'è anche una infinità in queste varie mitologie di Eracle. Cioè, non c'è un solo Eracle, ce ne sono molti. Tanto che, per esempio, Diodoro Siculo parla di ben tre Eracli: l'Eracle egizio, l'Eracle cletese e l'Eracle greco. Cicerone parla di 6 Eracli, Varrone addirittura di 54. Tra questi vari Eracli ricordiamo anche l'Eracle fenicio Melkart. L'Eracle assirio veniva chiamato Sardone o Sandone, quindi probabile origine sarda, e da questo deriva il Sansone biblico. Poi invece l'Ercole siciliano invece era Macario,
questo nome Macario l'abbiamo già sentito perché era il nome della figlia di Eracle, Macaria, ma doveva essere derivato dal nome originario dell'eroe. Vediamo che Sallustio ci parla di un Eracle libico Macheride, il cui figlio Sardus avrebbe fondato la Sardegna, avrebbe fondato la civiltà sarda. Allora, passa all'altra diapositiva, scusa. Allora, Sergio Frau fa un'ipotesi molto interessante che il termine Eracle greco derivi dal fatto che la parola Heracles, scritta in caratteri del lineare B, è praticamente uguale alla parola Fenicia scritta in caratteri fenici, con la differenza che il fenicio si leggeva da destra verso sinistra. Esatto, è rivoltato. Invece il greco si leggeva da sinistra verso destra, per cui Sì. sarebbe una lettura al contrario di una stessa parola, di una praticamente cattiva interpretazione di una scritta. Sì, leggevano al contrario e quindi la pronuncia ha fatto scaturire questo nome. Perfetto. Però tra i vari miti greci abbiamo anche per esempio la figura di Maceride, che quindi richiama I Maccheridi, sì. e anche Melicerte, che quindi ha Melkart. Quindi Melicerte era il figlio di Ino, sempre di questa stirpe in cui ci sono tutti i vari gemelli divini, che è fondamentalmente una stirpe pelasgica, in quanto nata da Poseidone, dio per eccellenza dei pelasgi, e Libia, Libu era un'altra delle popolazioni pelasgiche. Quindi anche in questo caso abbiamo tutto un tema di pelasgi che ritornano e che hanno contatti con l'Occidente. Diciamo che l'origine del mito è sempre interessante perché ci fa capire un pochettino gli intrecci che ci sono stati fra le varie culture e le varie civiltà. Sì, allora, tra l'altro ci sarebbe anche un altro Ercole che ritorna in chiave differente, che è il dio Hermes. Allora, il dio Hermes, figlio di Zeus e Maia, è un equivalente di Ercole, perché anche lui è un figlio di Zeus, nato da madre umana, nasce come eroe e successivamente viene divinizzato. Allora, il nome latino è Mercurio. Mercurio ritorna alla radice di Melkart. Hermes avrebbe avuto una figlia dalla ninfa Erizia. La ninfa Erizia era la figlia di Gerione. Chi è andato in Occidente a rapire i buoi di Gerione era Ercole, quindi è lui che ha avuto la figlia, il figlio dalla ninfa Erizia. Quindi Hermes avrebbe avuto dalla ninfa Erizia questo figlio che è Norace. Norace va in Sardegna e fonda la città di Nora, esattamente come il figlio di Ercole, Sardus, va in Sardegna e fonda la civiltà sarda. Tra l'altro, vicino a Nora c'era un porto che non era dedicato a Hermes, dio dei commerci, ma era dedicato a Ercole. E quindi chiaramente stiamo parlando di una stessa figura che poi è stata sdoppiata.
Tra l'altro questo porto, che doveva essere porto di Melkart, sopravvive ancora oggi nei toponimi locali, in quanto c'è l'isoletta di San Macario. Quindi ritroviamo Macario anche qua in Sardegna. Questo Macario è particolarmente interessante perché ritorna in altre occasioni. Per esempio, la madre di Ercole, Alcmena, alla sua morte sarebbe stata preservata dalla morte e portata nelle isole dei Beati da Zeus. Le isole dei Beati, io ho il vizio di guardarmi le cose in lingua originale, si chiamano Macarioi Nesoi, isole dei Macari. Quindi in queste isole dei Beati avrebbe sposato Radamante, figlio di Europa e Zeus. Europa era stata rapita da Zeus dalla città di Tsur, che però non era la Tiro Assiria, che in quest'epoca ancora non esisteva, e alcuni autori suppongono che fosse Tarlos. Quindi altro legame con la Sardegna. Allora, Radamante conosce Alcmena a Calai o Calai in Beozia. Allora, a me sembra strano che queste anime dell'oltretomba si dedichino a fare viaggi di cuori solitari per andare fino in Beozia. Quindi questa città di Calai non potrebbe essere la città di Calari, che si trovava già in quest'isola e che molto probabilmente vedremo che altri elementi fanno pensare che sia appunto l'isola della Sardegna. Oltretutto sappiamo che ci sono altri legami di Ercole con la Sardegna, in quanto Iolao avrebbe portato in salvo i figli di Ercole Tespiadi, avuti dalle 50 figlie di Tespio, li avrebbe portati esattamente in Sardegna. Allora, altri autori ci danno... Io direi che questo argomento che stai, diciamo, sciorinando io sono molto interessato nell'ascoltare, sarebbe tema per fare un'altra serata, perché altrimenti poi non riusciamo più a raccapezzarci fra i gemelli divini e le statue stele. Se riesci a concludere... Mi Bene, mancano 2 minuti. 2 minuti va bene, Sì. dai, altrimenti l'avrei fatto come tema per un'altra puntata. Vai Allora, avanti allora. Pindaro ci dice, a proposito delle isole dei Beati, che erano alla fine di un percorso di Zeus che culminava nella torre di Cronos, un'altissima torre. Allora, in questa epoca, a bronzo antico, molte isole con civiltà che avevano altissime torri io non ne conosco, per cui altro elemento che fa pensare alla Sardegna. E poi Plinio il Vecchio ci parla della posizione di queste isole a proposito di un viaggio di circumnavigazione dell'Africa. Allora, in questo viaggio dice che una volta superate le colonne d'Ercole si costeggiava la terra dei Tirreni e poi si prendeva il mare trovando l'isola di Kerne. Allora, l'isola di Kerne doveva essere probabilmente la Corsica, che in lingua greca veniva chiamata Cirno. Quindi dall'isola di Kerne si sarebbe arrivati all'isola di Atlantide. E poi a queste isole dei Beati, Macarioi Nesoi, chiamate anche Gorgadi, in quanto sede delle Gorgoni. E ricordiamo che Medusa, la Gorgone Medusa, era regina della Sardegna, per cui tutti questi elementi portano sempre alla Sardegna. Sono legati alla nostra isola, accidenti. Ecco perché i miti in Quindi, Sardegna, insomma, sono reali questi. sì. Fantastico. Un'ultima ipotesi, allora, tornando al nostro percorso delle steli via Erculea, abbiamo visto che questo percorso comincia dalle colonne d'Ercole, le Herakleios Steles in greco. La parola stele vuol dire sia colonna che stele,
cioè le statue steli che abbiamo visto in greco si chiamavano stele. Ercole sappiamo che veniva chiamato Macario, quindi probabilmente il nome originario di queste colonne d'Ercole era Makairos Steles. Makairos in greco vuol dire coltellinai, commercianti del bronzo che vendevano bronzo e armi. Allora, in questa zona abbiamo moltissime steli che rappresentano questi commercianti del bronzo. È possibile che la presenza di queste steli abbia fatto nascere il mito delle colonne d'Ercole? E con questo dubbio chiudiamo la serata. Questa serata. Allora, anzitutto non è conclusa completamente perché fra 15 giorni sarai di nuovo nostra ospite qui e farai lo stesso tipo di serata, però con i metalli, perché anziché parlare di pietre parliamo di metalli. A quel punto vedremo proprio i legami con la Sardegna attraverso i metalli, però vedo che questo commercio lega sempre tutti i popoli, quindi sicuramente insomma, riusciremo ad avere una panoramica abbastanza completa. Va bene Valeria, allora io ti ringrazio perché è stata una serata veramente affascinante. Naturalmente lasceremo la registrazione in modo che chi non ha potuto vederla in diretta riesca a, insomma, fruire di tutte le informazioni che hai dato anche in differita. Do appuntamento a tutti i nostri amici per venerdì prossimo con Archeologia Sperimentale. Faremo la navigazione, quindi sarà con noi Gerolamo e Giana, che saluto, ci ha dato la disponibilità per farci vedere che cosa ha preparato. Niente, ti ringrazio Valeria, ringrazio tutti i nostri ascoltatori. I venerdì Onebu continuano, insomma, per tutto l'anno. Noi saremo qua sempre di venerdì alle 7 puntualissimi. Sigue el vídeo, sigue en marcha.